La Polizia di Stato è stata impegnata nei giorni scorsi in attività di controllo su strada per contrastare le condotte di guida pericolosa. Nei mirati servizi disposti dal questore di Pordenone sono state impegnate sul territorio 32 pattuglie e 69 operatori, contestate complessivamente 117 violazioni del codice della strada, di cui 17 relativi all'uso delle cinture di sicurezza, 10 all'eccesso di velocità e uno all'uso del cellulare, con complessiva decurtazione di 337 punti patente e 11 patenti ritirate. In materia di guida sotto l'influenza di sostanze alcoliche, 7 persone sono risultate positive alla prova etilometra, 5 sono state denunciate in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Pordenone perché alla guida con tassi alcolemici ben superiori ai limiti previsti dalla legge. 7 sono state quindi le patenti di guida ritirate. E di questo voglio proprio parlare con il prossimo ospite, Raffaele Padrone, segretario di FSP Polizia. Grazie per essere qui con noi questa sera. Come commentiamo questi dati, insomma, un'attività di controllo straordinaria che ha portato comunque a esiti così importanti? Beh, innanzitutto un plauso ai colleghi che hanno lavorato durante la notte e quindi del weekend, ma io sono contentissimo di questa operazione che avrà seguito, nel senso che sarà effettuata anche in altri weekend, e sono contento di questa iniziativa presa innanzitutto dal signor prefetto unitamente al questore, che hanno deciso di mettere in campo un numerevole numero di uomini, perché siamo oltre le 70 persone che hanno lavorato per questa operazione, compreso tutte le forze di polizia della provincia di Pordenone, e soprattutto anche alla collaborazione già esistente con i colleghi della Polizia Municipale di Pordenone. E diciamo che è un'attività, ripeto, che evolverà, che sicuramente sarà ripetuta, perché ricorda un po', se lei ha memoria, le famose le stragi del sabato sera. Quindi nel momento in cui abbiamo sicuramente un numero maggiore di persone a una determinata ora in strada. Pensiamo che sono state controllate, non so se l'ha ricordato lei, ma sono state controllate oltre 700 persone. Quindi un numero notevole di lavoro, perché dietro a un controllo c'è poi tutto un iter di chi dall'altra parte della sala radio deve controllare. Oltre 500 macchine, quindi un bellissimo lavoro che, ripeto, il prefetto e il questore hanno deciso di mettere in campo e di attuare già da settembre, ma ripeto che nei weekend, insomma, vedrà spesso questa cosa. Sempre più frequenti, quindi possiamo aspettarci sì, perché diciamo che praticamente ci siamo accorti, non è che abbiamo scoperto l'acqua calda, ma abbiamo ripreso una vecchia operazione che si faceva anni fa. Purtroppo io non posso esimermi dal fatto che adesso gli operatori sono diminuiti e quindi la forza da mettere in campo deve essere sparpagliata di un lavoro a tutte le forze di polizia. Non ce la facciamo più a farla solo fare ai carabinieri, alla polizia o alla polizia municipale. Quindi è un lavoro di team, e il team, insomma, quando funziona bene funziona e dà i suoi frutti. Fa specie invece a sentire la notizia, e voglio concludere, ma devo dirla, di questa classifica che è uscita quest'oggi dal Sole 24 Ore, che io alle classifiche fatte, ai sondaggi fatti, non mi piacciono quelli politici, figuriamoci sui dati che parlano di sicurezza, che ci vede al 105esimo posto, perché un aumento del 15,8% in regione. Questi sono dati che noi non abbiamo dato, noi come questura non abbiamo dato, emessi chiaramente da un Dipartimento della Pubblica Sicurezza che, ahimè, non so da dove abbia trovato queste cose, se da qualche prefettura, non lo so. Però poi bisogna fare sempre il rapporto. Anni fa, purtroppo, ci sono stati 4
omicidi e i reati erano aumentati del 400%, quindi poi bisogna sempre valutare da dove scaturisce il numero della percentuale. Comunque credo che non sia così, credo che la provincia di Pordenone sia ancora una provincia che vanta il maggior attenzione e la sicurezza, e soprattutto gli operatori che si fanno in 4, perché sono rimasti in 5, si fanno in 4 per fare, no, nella battuta, per essere presenti. Purtroppo speriamo che anche il prefetto capisca che questo lavoro è buono e che ci aiuti a far giungere in città, in questura, alla stradale, alla polizia ferroviaria e alla postale, che ormai i reati telematici sono aumentati, questo sì, le truffe online sono aumentate, si faccia aggiungere del personale nuovo. Grazie allora Raffaele Padrone, come sempre benvenuto qui nei nostri studi, grazie per essere stato con noi. Abbiamo un'ultima incidente gravissimo poco prima delle 19 in autostrada A4, è caduto proprio oggi al chilometro 441 tra le uscite di Portogruaro e San Stino di Livenza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e l'elicottero in modalità notturna di Treviso. Dalle prime informazioni le condizioni dell'unico ferito sono gravi, l'incidente ha provocato la chiusura dell'autostrada, ha coinvolto un'auto e un mezzo pesante, ma non si escludono altri mezzi coinvolti.